Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, siamo giunti al 7° giorno della novena in onore dell'Immacolata e questa Santa Messa è celebrata in suffragio del defunto Giovanni. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Salga a te, o Padre, la voce della nostra preghiera, perché il desiderio di servirti ci conduca a celebrare con cuore puro il grande mistero dell'incarnazione del tuo Figlio unigenito. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiori di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron.
Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salve le ginocchia vacillanti, dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, riderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, e il suolo riarso sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncai. Ci sarà un sentiero e una strada, e le chiameranno vie sante, via santa. Nessun impuro la percorrerà. Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere. E gli ignoranti non si smaniranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterrà. Vi cammineranno i redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne spenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco il nostro Dio, Egli viene a salvarci. Ecco il nostro Dio, vieni a salvarci. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace, sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci. Alleluia, alleluia, alleluia. Ecco, verrà il Signore, strapperà via il gioco della nostra schiavitù. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei maestri della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando sul letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare, di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul letto e attraverso le tegole lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede disse: uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati. I farisei cominciarono a discutere dicendo: chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto?
Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire: ti sono perdonati i tuoi peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua. Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio, pieni di timore dicevano: oggi abbiamo visto cose prodigiose. Parola del Signore. Lode, o Cristo. Cancelli i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre si loda. Siamo giunti al 7° giorno della novena e prendiamo spunto dal Vangelo di oggi per la riflessione mariana. C'è una frase che è molto importante, tante volte si sorvola e non si coglie la profondità di questa frase. Alcuni uomini portavano un paralitico da Gesù, lo trasportavano su un lettuccio. Ecco che Gesù, vedendo la loro fede, dice al paralitico: ti sono perdonati i tuoi peccati. Uno, logicamente penserebbe, vedendo la fede del paralitico, disse, ti sono rimessi i tuoi peccati. Ma non è così. E vedendo la fede di quei uomini, di quei portatori, ecco che Gesù disse al paralitico, ti sono rimessi i tuoi peccati. E questo particolare è di grande importanza, perché anche noi possiamo essere come quei portatori, come quegli uomini, e portare a Gesù i veri paralitici che sono i peccatori, affinché vengano perdonati. E com'è che noi possiamo portare a Gesù i peccatori? Li possiamo portare con la nostra preghiera e con l'offerta dei nostri sacrifici. La Madonna Fatima disse: molte anime si perdono, si dannano, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Ecco che dunque i peccatori ci sono, di paralitici è pieno il mondo, si può dire, ma mancano questi portatori che portano questi peccatori a Gesù con la loro preghiera e con la loro penitenza, come hanno fatto ad esempio i pastorelli di Fatima, come ha fatto Santa Bernardetta. Ecco che la Madonna, quando appare per il mondo intero, ecco che cosa domanda? Domanda sempre preghiera e penitenza, l'offerta delle nostre preghiere e dei nostri sacrifici. In questo modo che tanti peccatori si convertono, vengono perdonati, tanti paralitici riprendono a camminare. Ecco, è molto importante questo parallelo tra paralitico e peccatori. Infatti, guarendo quel paralitico, dice, ti sono rimessi i tuoi peccati. Ecco, la vera paralisi è quella spirituale. Ecco, chiediamo dunque alla Madonna in questo giorno della novena innanzitutto di non essere noi dei paralitici e quindi di camminare speditamente per la via giusta che conduce alla salvezza. E chiediamo di essere anche noi come dei portatori. Ecco, quindi ricordiamoci sempre dei poveri peccatori offrendo preghiere e sacrifici. Siano lodati Gesù e Maria. Canto 300.
Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Oh, quanta pace arcana tu ci diffondi in cuore, oh Vergine sovrana, oh Madre del Signore. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Alleluia, ognora. Sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve le tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza, e concedi che il nostro sacrificio spirituale, compiuto nel tempo, sia per noi pegno della redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli fu annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.
Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome in sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pietà dello Spirito Santo, perché diventi in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il segno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, Sant'Antonio, San Massimiliano, San Pio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, in questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra
il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimissimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza, la gloria nei secoli. Vi lascio la pace, non ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace sia sempre con voi E con il tuo spirito. Agnus Dei, Cui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto 461, 461. Vorrei essere un fior dell'altar, perché sul tuo bel cuore potessi riposar. O fior del ciel, Maria, con figlio tuo divin, de patio sempre sia un fior del tuo giardin. O fior del ciel, Maria, la fiamma dell'altar, per poi potermi, mamma, d'amor consumar. Maria, tu sei la stella che brilla in cielo d'amor, tra tutte la più bella, a te consacra il cuore. Vorrei essere incenso, l'incenso dell'altar, perché nel cielo immenso potessi a te volar. Maria del ciel, regina, ascolta il mio sospir. O Madre mia divina, per te vorrei morir. Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita. Ci sostenga, o Signore, nel nostro cammino
fidi ai beni eterni, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera per la novena. O Tempio Santo di Dio, Immacolata Maria, ci rallegriamo con te e ti ammiriamo perché nel momento della tua concezione sei stata confermata in grazia e resa impeccabile. Ringraziamo ed esaltiamo la Santissima Trinità che ha contraddistinto solo te con questo particolare privilegio. Impetraci, o Vergine Santa, un totale e continuo odio al peccato. Fa che piuttosto moriamo anziché commetterlo nuovamente. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Prega per noi, o Immacolata Madre di Dio, affinché siamo presi delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio e l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedimi per sua intercessione la grazia che ti domando. Benedice, o Madre Immacolata, la mia famiglia, i miei amici e anche i nemici. Assicura la tua materna protezione su di me. Liberami dai pericoli del male e dalle insidie del maligno. Suscita giovani generosi che impegnino le loro vite nel messaggio evangelico dell'amore. Dammi la grazia della preghiera incessante e continua. Il Santo Rosario che prediligi sarà pegno speciale e segno tangibile dell'amore per te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio